Approvata la riqualificazione di Piazza San Cristoforo e Riva Bartolini a Udine per migliorare accessibilità, sicurezza, aree verdi. È il primo lotto di un piano più ampio che comprenderà anche Via Gemona e Piazzetta Antonini, 1,6 milioni di euro di budget con partenza lavori a inizio 2027, durata stimata 11 mesi. Riqualificare le piazze del centro storico è una priorità. È una priorità perché è necessario, dato che sono anni, direi decenni, che la città di Udine non investe su questo tema. Ora facciamo un importantissimo passo in avanti con il progetto definitivo di Riva Bartolini e Piazza San Cristoforo. Ci tengo a sottolineare che c'è un continuum in quella che è la pavimentazione e quindi prosegue il porfido centrale, aumenta la pietra piasentina ai lati, mettendo tutto sullo stesso livello, quindi abbattendo tutte le barriere architettoniche, e anche l'introduzione dell'acqua con una fontanella a sfioro, che dunque potrà essere occasione di refrigerio, ma anche un ricordo di quello che era il pozzo in piazza San Cristoforo. E non si sono fatte attendere le repliche di chi resta perplesso da questo lotto. Se è un miglioramento ambientale, domando, davvero quei 4 alberi che si misurano dal rendering possono sopportare l'ambiente urbano? Potrebbe esserci una ipotesi di miglioramento delle barriere architettoniche, ma allora tutta la città dovrebbe essere revisionata sotto questo aspetto. In realtà penso sinceramente che 1.650.000 euro di progetto sia il costo di un ennesimo capriccio. Si è pensato dove andranno a parcheggiare le persone che in questo momento utilizzano questi ultimi parcheggi centrali? Ecco, tutto questo nel piano che lui ha esposto non è assolutamente previsto, non è prevedibile. Vogliamo numeri, vogliamo fatti e non più soltanto rendering molto colorati. L'assessore Marchiol guarda avanti, risponde alle critiche con il cantiere che partirà per abbellire il capoluogo friulano. Una città che sta ferma è una città che muore, una città che cambia, premiando le persone, la pedonalità, il verde e la vivibilità. È una città che vive e che guarda al futuro, ed è questo che vogliamo fare a Udine, nelle piazze del centro storico e negli interventi che vogliamo fare nei quartieri. Il filo rosso è il verde, sono le persone. Oggi Piazza Garibaldi, fra poco Piazza San Cristoforo.